Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata parliamo di danza e lo facciamo grazie alla presenza di Antonella Schiavon, che è la condirettrice di Spazio Danza, nella cui sede a Padova è in corso di svolgimento un summer camp dedicato a bambini e ragazzi fino ai 18 anni che vogliano specializzarsi appunto nell'arte coreutica. Gli insegnanti ospiti sono di assoluto prestigio. In questa settimana passano per Padova Beatrice Carbone, prima ballerina solista del Teatro La Scala di Milano, Petra Conti, già prima ballerina della Scala e attualmente resident principal guest al Los Angeles Ballet ed è impegnata all'Arena di Verona proprio in questo periodo, e poi c'è anche Alex Azzewi, ballerino e coreografo per la compagnia New Dancer Concept, che è la sua compagnia. Allora, la domanda è: in pochi giorni, pur con insegnanti di assoluto prestigio, ci si può davvero affinare nella danza? Sì, diciamo che questi giorni sono dei giorni di approfondimento, perché tutti coloro che frequentano questi stage, questo campus, sono tutte persone che già fanno danza. Per cui l'esperienza è legata soprattutto al docente, quello che il docente in questi giorni può in qualche modo trasmettere attraverso l'insegnamento, attraverso il metodo a questi danzatori o soprattutto a questi allievi. Ecco, diciamo che dopo questi 5 giorni il bagaglio che uno si porta a casa è un bagaglio di approfondimento e di esperienza con docenti chiaramente di questa prestigiosa e importante fama. A leggere le note mi colpisce che i partecipanti al vostro summer camp hanno dagli 8 ai 18 anni. Certo. Frequentando i bambini di 8 anni per motivi analoghi però sportivi, sono l'irrequietezza fatta a persona, giustamente a quell'età. Voi nella danza riuscite già in qualche maniera a educarli, tra virgolette? Beh, la danza è un'esperienza di alta formazione per qualsiasi persona e a qualsiasi età, a nostro avviso. Diciamo che per i più piccoli comunque quello che noi proponiamo è una danza che in qualche modo si relazioni all'età, alle energie e alle esigenze dell'età. Certo, ma c'è un termine che si chiama disciplina, che nella danza è fondamentale, ma che i bambini poco conoscono. È una disciplina che aiuta anche, insegna il controllo, ma questo non significa che un bambino arriva e inizia, ecco, è un'opinione un po' comune che un bambino comincia a fare danza e praticamente arriva il momento, si pensa alla danza come un momento di staticità, non una cosa così dinamica. Invece la danza, soprattutto ai più piccoli, per i più piccoli, è molto dinamica, lavora molto sul ritmo, proprio sul movimento dinamico ed è una proposta assolutamente mirata per quella fascia di età. Poi è chiaro che man mano che il tempo e comunque gli anni di studio continuano, c'è proprio un lavoro che è quello della sbarra, per cui il lavoro del controllo, il lavoro della precisione, il rigore artistico e il rigore didattico. Però diciamo che i piccoli comunque affrontano e iniziano la danza con un aspetto assolutamente più ludico e decisamente molto dinamico. I bambini scelgono la danza o sono i genitori che li portano? No, in genere vengono lì perché i bambini chiedono, poi raramente, forse in passato di più erano i genitori. Adesso i bambini scelgono e devo dire che il più delle volte trovano nella danza quelli che si avvicinano a quello che loro cercano. In italiano abbiamo sempre un problema lessicale per cui il termine maschile viene usato in maniera onnicomprensiva. Quando parliamo di bambini in realtà parliamo più di bambine ancora oggi? Sì, decisamente più, la danza è più frequentata da bambine, da femmine. Però c'è assolutamente, ci sono parecchi maschietti, però ecco la proporzione è sicuramente più al femminile. Ma anche perché ci sono ancora sciocchi pregiudizi? Sì, penso di sì, anche legati a questo, decisamente. In questo la popolarizzazione della danza condotta da alcuni programmi televisivi vi ha agevolato? Sicuramente ha fatto conoscere la danza, decisamente l'ha fatta conoscere proprio forse la parte maschile della danza, perché la danza è una disciplina che abbraccia proprio un aspetto assolutamente della danza maschile.
Diciamo che i programmi televisivi, altre proposte hanno sicuramente aiutato a diffondere questo aspetto, però sì, non abbiamo ancora raggiunto, sicuramente meglio del passato, ma non abbiamo ancora raggiunto una proporzione uguale tra maschi e femmine, almeno nelle nostre realtà sicuramente. Cos'è che porta un bambino a scegliere la danza invece che giocare a calcio? Ma credo che chi si avvicina alla danza abbia innanzitutto una sensibilità anche rispetto alla musica, perché la danza ovviamente ha una stretta relazione con la musica. E poi la danza è un'espressione artistica, per cui sicuramente chi ha questo tipo di predisposizione, una predisposizione artistica, per cui nella danza trova quello che effettivamente magari sente maggiormente. Finora abbiamo parlato dei bambini perché sono molto invidioso, voi riuscite comunque a dare loro una disciplina Certo. che io dico, noi non riusciamo neanche a insegnare a passarsi la palla fra due bambini perché hanno voglia ovviamente di giocare. Crescendo un pochino di età invece, chi si avvicina alla danza, diciamo, non dico 8 anni, ma 10, 12, hanno consapevolezza della difficoltà che c'è a diventare ballerini o gli stessi programmi televisivi che hanno evidentemente un vantaggio nell'avvicinare alla danza danno un'idea magari facile di questa disciplina, che è una delle più difficili e impegnative. Credo che la consapevolezza si raggiunga proprio della difficoltà nel praticare questa disciplina, credo che si raggiunga man mano che uno va avanti con lo studio. E molte volte può anche spaventare sotto certi punti di vista, però lì quello che interviene è la passione. Per cui se c'è la passione nessuna difficoltà è così insormontabile, come dire. Per cui è un po' una selezione naturale. Partiamo di solito nei primi anni di studio ci sono classi molto numerose e poi man mano che si va avanti uno capisce anche meglio il tipo di lavoro, il tipo di difficoltà, il tipo di impegno e lì, come dire, rimangono le persone che veramente hanno questa predisposizione, ma ripeto, soprattutto grande passione, che è quella che ci anima sempre, tutti i giorni, anche noi insegnanti. No, lei usa un termine che pare quasi desueto ed è anche un bel bagno di ottimismo. Ci sono ancora tanti giovani che hanno passione, che riescono a provare questo sentimento? Non ce ne sono tanti, però ce ne sono a mio avviso e credo che sia una cosa bellissima quando si vede negli occhi di questi ragazzi. Adesso poi di recente abbiamo fatto il saggio al Teatro Verdi e vedere alla fine dello spettacolo 170 ballerini sopra quel palco con gli occhi lucidi, devo dire che è stato veramente una grande emozione e una grande gratificazione per noi. A proposito, oltre che al Teatro Verdi, voi avete fatto anche un'altra cosa particolare, Sì. di cui adesso vi proponiamo una clip, che è stata danzare in un supermercato. Esattamente. Ma è stata una performance? È stata una performance, però dietro a questa performance c'è un pensiero, che è quello che la danza si può portare ovunque. Sempre di più nella nostra scuola siamo animati e pensiamo che la danza veramente si debba divulgare, si possa portare ovunque. E quest'anno ci siamo cimentati in questo progetto che tra l'altro ha avuto un grande successo dentro al supermercato Coop, dove noi abbiamo fatto un lavoro di danza site specific, che è la danza che si relaziona agli spazi, che non sono quelli consueti alla danza, per cui non il teatro. E abbiamo fatto una prima parte all'esterno del supermercato e ci siamo relazionati a uno spazio più architettonico, più contemporaneo. E dopo abbiamo fatto entrare dentro i carrelli della spesa le danzatrici e abbiamo danzato proprio dentro al supermercato, fra le corsie, fra i prodotti, relazionandoci ovviamente a quella che è il supermercato, per cui la realtà del cibo, dei compratori, di tutti quelli che ogni giorno frequentano questo luogo che è uno fra i più frequentati, credo, ogni giorno da tutti. Incredibile ma vero, vediamo cosa è successo.
bellissimo, complimenti. Grazie. Per collegarci ad un altro vostro progetto, viene subito da dire, la città si muove qua, è la città contemporanea. La città si muove, è un progetto di cui siamo molto fieri, nel senso che è partito 3 anni fa in occasione dei 30 anni, per il festeggiamento dei 30 anni della scuola, e abbiamo pensato quale modo migliore di far danzare la città. E praticamente abbiamo proposto questo progetto in collaborazione col Comune di Padova, e a tutte le persone, attraverso dei laboratori, a tutte le persone che volessero avvicinarsi a un'esperienza di movimento e di movimento creativo. Per cui è una danza rivolta veramente a tutte le fasce di età e a tutte le persone anche che non hanno nessuna esperienza di danza né prestanze fisiche particolari. Attraverso un percorso laboratoriale si parte da un movimento istintivo che c'è in ognuno di noi, attraverso stimoli, visualizzazioni, esercizi, proposte varie, si arriva alla costruzione di sequenze di movimento creativo. Poi tutto questo viene messo in scena e va portato e mostrato a un pubblico che il primo anno è stato al Palazzo della Ragione. Poi il secondo anno l'abbiamo fatto al Centro Culturale San Gaetano e quest'anno ci siamo un po' cimentati, abbiamo fatto questo lavoro nei quartieri e abbiamo fatto questo in collaborazione con la Giornata Mondiale per la Salute, l'abbiamo fatto nel cortile di Palazzo Moroni. Hanno sempre partecipato, i partecipanti sono sempre stati numerosi, sono stati intorno ai 200 ogni anno, e intergenerazionale dove tutte le fasce di età sono state coinvolte e hanno danzato tutti insieme. È stata un'esperienza straordinaria. Grazie. Lei è Antonella Schiavon, condirettrice con Laura Polin della scuola. Scuola Spazio Danza di Padova. Abbiamo iniziato parlando di Summer Camp, ma qua c'è molto altro. Buon lavoro. Grazie. Buona estate. Grazie. Alla prossima. Grazie.